Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Agguato in campagna a Seminara, ucciso Giuseppe Fabio Gioffrè, presunto esponente dell'omonima cosca. I killer hanno sparato con fucili a pallettoni, ferendo un bimbo di 10 anni che era con la vittima. 3 piantagioni per 26.000 piante di marijuana dal valore di 20 milioni di euro scoperte dalla polizia nel Vibonese. Emesse 18 misure di custodia cautelare. C'è anche il figlio di uno dei capi della cosca Mancuso di Limbadi. Manifestazione da Coldiretti questa mattina a Villa Piana, la protesta contro gli sprechi del terzo megalotto sulla 106, il Sibari Roseto. Si dilapidano risorse. Il settore delle costruzioni in affanno, in 10 anni perso il 40% della forza lavoro e 2.700 imprese, i dati contenuti nel rapporto dell'ANCE presentato a Catanzaro. La giunta regionale ha stanziato altri 20 milioni di euro per far partire tirocini formativi entro la fine dell'estate. L'assessore Robbe: lottiamo con questo problema dal 2009. Presentati i dati di Legambiente, il bilancio è impietoso. Su 22 punti monitorati lungo le coste calabresi, ben oltre la metà risultano inquinati. A Vibo, su 6 campionature fatte, 5 sono risultate fortemente compromesse. Grande esibizione al Parco Landia di Reggio Calabria di Benny Golson Quartet, oltre 2 ore di grande musica che ha appassionato una nutrita platea di appassionati di jazz. Nel ritiro di San Giovanni in Fiore il Cosenza progetta la stagione in Serie B, mentre prosegue la campagna di rafforzamento della squadra. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il capitano Corsi, che si è legato ai silani per altri 2 anni. A Crotone c'è grande attesa per la determinazione della giustizia sportiva, che dovrebbe riammettere i pitagorici in Serie A. Si muovono anche Catanzaro e Rende. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano con l'omicidio di Giuseppe Fabio Gioffrè nell'agguato commesso a Seminara. È stato ferito gravemente anche un bimbo di 10 anni. Sentiamo. 2 persone armate di fucili a pallettoni hanno sparato contro Giuseppe Fabio Gioffrè, pregiudicato 39enne, ucciso questa mattina in un terreno di sua proprietà in località Venere di Seminara nel Reggino. Al momento dell'agguato con Gioffrè si trovava anche un bimbo di 10 anni, è stato ferito gravemente da un proiettile ed è ricoverato presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il bambino è il figlio di una coppia di nazionalità bulgara legata da rapporti di amicizia a Gioffrè. La vittima apparteneva a una famiglia coinvolta in passato in una delle faide più sanguinose della storia dell''ndrangheta, terminata negli anni 90. L'uomo, riferiscono gli investigatori, aveva precedenti per associazione per delinquere di tipo mafioso e detenzione illegale di armi. Marijuana, tanta marijuana scoperta dalla polizia nel Vibonese. Si parla di 3 piantagioni da 26.000 piante, un valore di 20 milioni di euro. Sono state emesse 18 misure di custodia cautelare e c'è anche il figlio di uno dei capi della cosca Mancuso, il Limbadi. Sentiamo. Un'inchiesta che conduce dritta al cuore dei traffici che valgono milioni di euro e immettono denaro fresco nelle casse dei clan. Con l'operazione denominata Giardini Segreti sono 6 le piantagioni scoperte dalla polizia sequestrate tra Capistrano, Nicotere e Ioppolo per un totale di 26.000 piante di marijuana che sul mercato avrebbero fruttato circa 20 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato la capacità dell'organizzazione di provvedere a tutte le fasi del ciclo di produzione. A capo dell'organizzazione Emanuele Mancuso, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, che acquistava online semi di canapa indiana e concime, grazie ai quali realizzava la costruzione delle strutture dove piantare i semi, curare la germinazione e la fioritura delle piante, la crescita, la lavorazione e infine l'immissione sulle piazze di spaccio. Queste sono una parte delle dichiarazioni di Mancuso Emanuele, erede, figlio di una dinastia di 'ndranghetisti che il loro quartier generale si trova in provincia di Vibo Valentia, con ramificazioni nel nord Italia e all'estero. Per noi sono state importanti queste dichiarazioni, soprattutto ai fini del riscontro della sua attendibilità. L'importanza di queste indagini, l'avete vista, è il dato che siamo riusciti non solo ad attribuire la paternità di queste enormi coltivazioni di marijuana nei paesi attorno a Vibo Valentia, ma anche e soprattutto per la prima volta si è riusciti in Italia a capire
a dimostrare da dove l''ndrangheta si riforniva dei semi. Emanuele Mancuso, rampollo della famiglia di Nimbadi e figlio di Pantaleone, l'ingegnere è il primo pentito nella storia della cosca. Fino a qualche tempo fa era broker della droga ed un vero esperto. Dalle sue dichiarazioni abbiamo visto una grandissima competenza, sinora tra quelli che coltivano, specialisti nella marijuana, ritengo sia la persona più competente che abbia ascoltato nell'arco di oltre 30 anni della mia carriera di magistrato. È il questore Grassi ad evidenziare la capacità imprenditoriale della cosca. Questa indagine colpisce la capacità imprenditoriale e la modernità della famiglia Mancuso. Ci sono stati alcuni elementi: la capacità di fare acquisti online, la capacità di controllare tramite droni gli appezzamenti di terreno dedicati alla coltivazione e la anche opportunità di sfruttare una manodopera offerta da extracomunitari. Ecco, questi 3 elementi li ritengo simbolici e sintomatici della loro grande capacità criminale e imprenditoriale. Manifestazione della Coldiretti questa mattina a Villa Piana, la protesta contro gli sprechi legati al terzo megalotto sulla 106, Siva di Roseto. La Coldiretti dice si dilapidano risorse, sentiamo. Oltre 500 gli ettari di consumo di suolo agricolo, circa 526 milioni di euro in più per la realizzazione del tracciato scelto, perdita diretta e indiretta di 260 posti di lavoro in agricoltura, nell'agroalimentare ed attività multifunzionali, forte impatto ambientale nei 10 anni previsti per la realizzazione, creando danno al turismo senza tralasciare la perdita dei siti Natura 2000, oltraggio paesaggistico, dubbi di legittimità sulla delibera CIPE, la numero 3 del 2018, che non prevede il completo stanziamento. Tutto ciò ha portato questa mattina alla mobilitazione della Coldiretti, che si è data appuntamento a Villa Piana per dire no agli sprechi sul terzo megalotto della statale 106 Ionica, dall'innesto con la 534 a Roseto Capospulico. No allo sfruttamento del paesaggio, no allo sfruttamento del suolo agricolo, più di 500 ettari, no allo spreco delle risorse pubbliche, più di 500 milioni. La Coldiretti Calabria, con in testa il presidente Pietro Molinaro e il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, dice sì all'ammodernamento dell'attuale E90 statale 106 bis, sì al risparmio di risorse per la connessione e il miglioramento della viabilità minore verso i centri storici, le aree interne, con la prosecuzione verso l'area di Corigliano, no allo stupro del territorio. Rispettare le vocazioni del territorio, per cui la strada con un tracciato diverso e realizzata in maniera diversa può anche essere realizzata, costando quasi un terzo in meno e permettendo che vengano assecondate le vocazioni del territorio. E poi dobbiamo anche ricordare che con la cifra ben oltre 400 milioni risparmiata si potrebbe per esempio mettere in sicurezza sempre la 106 in altri tratti ove si registra una sinistrosità e quindi una mortalità decisamente maggiore, semplicemente con razionalità. E adesso il settore delle costruzioni, che vive una fase di affanno. In 10 anni perso il 40% della forza lavoro e 2.700 imprese. I dati contenuti nel rapporto dell'ANCE presentato a Catanzaro. Sentiamo. Dopo 10 anni di crisi, il settore delle costruzioni ha perso quasi il 40% della forza lavoro, con una mortalità delle imprese di circa il 20%. Il dato evidenziato nel rapporto sull'industria delle costruzioni presentato dall'ANCE a Catanzaro. Un settore in affanno, dunque, nonostante nel 2016 e nel 2017 si sia registrata una lieve ripresa, ma i numeri dell'ultimo decennio sono disastrosi, con la perdita di 2.700 imprese, e le criticità sono determinate non solo dalla lunga crisi, ma anche dall'incapacità di spesa da parte della pubblica amministrazione a tutti i livelli. Abbiamo un'ingente mole di risorse che purtroppo, anche se programmate, voglio dire, la programmazione è a un buon punto, non si riesce a tramutare la programmazione in progetto e poi il progetto in cantiere. È necessario modificare in tempi rapidi il codice degli appalti. È necessario a livello nazionale anche snellire tutte quelle procedure in pratica di autorizzazioni burocratiche. Un altro elemento negativo che emerge dal rapporto dell'ANCE Calabria riguarda il credito. L'andamento dei finanziamenti destinati alle imprese di costruzioni ha registrato un severo crollo. Per il settore residenziale in 10 anni i finanziamenti per investimenti sono diminuiti
falliti di circa il 90%. Un settore in grande difficoltà su tutto il territorio nazionale, ma in Calabria forse è una difficoltà che è ancora più grave, sia in termini di operai e dipendenti fuoriusciti dal settore, sia in termini di imprese che hanno chiuso i battenti. Un rapporto in chiaroscuro, quello presentato dall'ANCE. Ci sono timidi segnali di ripresa, ma ancora non basta. Sulla programmazione dei fondi POR la Regione Calabria è salita dall'ultimo al terzo posto in Italia ed è la prima regione tra le regioni dell'obiettivo convergenza per i livelli di spesa. Siamo soddisfatti? Ovviamente no, perché potremmo fare molto di più. Ed è quello che stiamo provando a fare, costruendo e completando la fase di programmazione. Oggi possiamo dire che su tutte le risorse della programmazione 2014-2020 la Regione ha completato tutte le fasi e adesso siamo nella fase attuativa, in cui siamo chiamati a rispondere non solo noi come Regione, ma anche e soprattutto gli enti locali e le amministrazioni pubbliche che sono coinvolte in prima battuta nella fase di gestione come soggetti attuatori. A Gioia Tauro, questione porto, si registra l'ultimatum dei sindacati a MCT, o si cambia registro oppure il 30 luglio sarà sciopero. Organizzazioni sindacali ed MCT sul piede di guerra, e proprio in queste ore nel porto di Gioia Tauro è stato evitato lo sciopero solo grazie alla mediazione dell'autorità portuale. All'ordine del giorno le motivazioni che avevano portato alla proclamazione dello stato di agitazione. Abbiamo ribadito la sterilità degli ultimi incontri sindacali, hanno dichiarato le 3 sigle, per la mancanza di successivi riscontri fattivi dell'azienda, e hanno aggiunto che non è più procrastinabile il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che partono da una turnistica meno gravosa. Le 3 sigle sindacali attaccano il terminalista sostenendo che a distanza di un anno dalla operatività dell'agenzia creata ad hoc dal governo, che ha inglobato i quasi 400 lavoratori del porto licenziati da MCT, non è stato fatto un solo richiamo. Per le organizzazioni sindacali la situazione è assurda. Questa azienda continua con la propria arroganza a non dare risposte e non si capisce neppure se gli interlocutori attuali abbiano potere esecutivo per darle. Noi, continuano, non ci stiamo, solo grazie alla mediazione dell'autorità portuale a fine seduta non si è proclamato direttamente lo sciopero. L'azienda ha tempo fino al 30 luglio per dare risposte scritte e certe su tempi e miglioramenti strutturali urgenti da realizzare e non semplici promesse. Lo sciopero probabilmente non è stato scongiurato ma solo rimandato. Se il giorno 30 hanno concluso le 3 sigle sindacali, il tono aziendale sarà quello adottato fino adesso, per noi sarà sciopero. La Giunta regionale ha destinato ulteriori risorse, circa 20 milioni di euro, per attivare i tirocini entro l'estate. Nell'attesa che l'INPS completi le attività di accertamento di propria competenza, la Regione Calabria ha messo in campo ulteriori risorse da destinare all'avvio dei tirocini formativi. La decisione della Giunta regionale: a breve saranno pubblicate le graduatorie definitive che consentiranno l'avvio dell'iter per l'attivazione dei tirocini. 20 milioni di risorse per far partire i tirocini in tempi veloci, perché c'è un'esigenza sociale fortissima. Non possiamo non tenerne conto e quindi li facciamo partire nei tempi in cui avevamo detto che sarebbero partiti, quindi entro l'estate. Nel frattempo, perché abbiamo deciso di mettere risorse nostre? Perché è giusto dare risposte al territorio, alle persone, però contestualmente vogliamo finalmente, una volta per tutte, portare avanti un'operazione di messa in trasparenza di tutte queste risorse che sono all'INPS, per avere una situazione chiara e definita nell'interesse della Regione, ma nell'interesse delle persone sempre. Per cui, mentre oggi avranno risposta perché abbiamo investito risorse, riusciremo finalmente a definire la situazione che dal 2009 non è chiara e faremo un'operazione trasparenza senza penalizzare nessuno. Legambiente, dati impietosi su 22 punti monitorati in Calabria lungo le coste, ben oltre la metà risultano inquinati. A Vibo, ad esempio, 6 monitoraggi, 5 hanno dato risultati fortemente compromessi. Sentiamo.
In Calabria c'è una vera e propria emergenza depurazione, lo si evince anche dai dati resi noti oggi da Legambiente. Pensate, 15 dei 22 punti monitorati da Goletta Verde lungo le coste calabresi risultano inquinati, cariche batteriche elevate soprattutto in prossimità di foci di fiumare e torrenti. Goletta Verde sottolinea come in Calabria vi siano i cosiddetti malati cronici, ovvero i casi dove la mancata depurazione resta un problema irrisolto da troppi anni. È il caso, ad esempio, di Isola Caporizzuto, in località Le Castella, in piena area marina protetta. Inoltre, in provincia di Vibo Valentia, su 6 punti campionati, ben 5 sono risultati fortemente inquinati. Ricevono un giudizio di fortemente inquinato per il 9º anno consecutivo anche la foce del torrente Caserta, la foce del fiume Mesima e la foce del torrente Ruffa. In provincia di Crotone, drammatica la situazione nel punto di prelievo alla foce del fiume Esero, giudicato fortemente inquinato. È impietoso dunque il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste calabresi dall'equipe tecnica di Goletta Verde, un monitoraggio che, sottolinea la portavoce Serena Carpentieri, non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'inquinamento dei nostri mari. In Calabria, aggiunge Goletta Verde, è dunque emergenza depurativa e oggi non si può più tollerare l'indifferenza delle istituzioni su un tema così importante e delicato come quella della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di depurazione. Legambiente rincara la dose sottolineando che fino ad oggi le amministrazioni calabresi hanno ignorato un problema che sta assumendo proporzioni sconcertanti e che mette a repentaglio risorse importanti per il nostro territorio quali il turismo e l'economia che esso genera. Vi mostriamo adesso delle immagini sulla situazione lametina inviate da un nostro telespettatore, vediamole insieme. Queste sono immagini che ci ha inviato un telespettatore e sono state girate nel tratto di mare nei pressi dell'ex pontile di Lamezia. Come si può notare, siamo a ridosso del collettore. Ora guardate quanti pesci morti che galleggiano. La qualità dell'acqua è pessima. Sono anni che questa situazione va avanti e puntualmente ogni anno d'estate, in piena stagione turistica, lo scenario è questo. Non aggiungiamo altro, basta e avanza le immagini che state guardando. E adesso andiamo a Taurianova, l'agente Sissi Trovato Mazza torna a casa, le sue condizioni non sono certo delle migliori, adesso ci sarà l'abbraccio della famiglia dopo aver lasciato l'ospedale nel Bergamasco dove si trovava ricoverata. Gli amici della giovane agente di polizia penitenziaria in coma da quasi 2 anni a seguito di una ferita d'arma da fuoco alla testa hanno salutato il ritorno a Taurianova della ragazza. Sissi Trovato Mazza ha lasciato l'ospedale di Zingonio nella Bergamasca per fare rientro nella sua città Taurianova accolta dai familiari e dagli amici. Qui certamente non le mancheranno l'affetto dei cari e il sostegno degli amici che lottano da 2 anni per fare luce sulla misteriosa vicenda che ha coinvolto l'agente di polizia penitenziaria. Era il 1° novembre di 2 anni fa e Sissi si trovava in servizio nell'ospedale civile di Venezia. Aveva il compito di controllare una detenuta che da poco aveva partorito. Quel giorno inizia il calvario per la ragazza e i suoi familiari. Viene ritrovata a terra, priva di sensi, con una ferita di arma da fuoco alla testa. Un tentativo di suicidio secondo la Procura di Venezia che vorrebbe archiviare l'indagine. Un tentato omicidio invece per i familiari di Sissi e i suoi legali, che non accettano la versione sostenuta dai magistrati veneziani. Troppe lacune, secondo la difesa della famiglia Trovato Mazza, nell'indagine condotta dal PM del Tribunale di Venezia. C'è una pistola priva di impronte, quella di Sissi, da cui sarebbe stato esploso il colpo, ma Sissi non portava i guanti quel giorno e se fosse stata lei a tentare di uccidersi sulla pistola sarebbero state ritrovate le impronte digitali sue. C'è il cellulare di Sissi poi, ritrovato nell'armadietto della caserma Giudecca di Venezia il 3 novembre del 2016, ma che al telefono al legale dei familiari della ragazza gli inquirenti avevano detto di aver sequestrato subito dopo l'avvio delle indagini. Per gli amici di Sissi troppo lontana è la giustizia e la verità in questo momento, ma i familiari e gli amici non si arrendono. Un mistero ancora irrisolto, adesso apriamo la pagina dello spettacolo con l'esibizione di Benny Golson. Il
grande jazz Reggio Calabria. La città dello Stretto ha ospitato il Benny Golson Quartet nello scenario del Parco Landia nell'ambito della manifestazione Concerti Jazz Internazionali e con l'immenso Benny Golson l'obiettivo di un grande successo si poteva considerare raggiunto ancor prima dell'inizio dell'evento che ha registrato una corposa presenza di pubblico. Il jazz è musica per esperti ma anche, e spesso lo si dimentica, una radice popolare che non conosce differenze generazionali e intellettuali e ieri sera ad applaudire il grande musicista, compositore e arrangiatore statunitense c'erano certo i cinquantenni, sessantenni che da sempre rappresentano lo zoccolo duro degli appassionati, ma folta anche la rappresentanza di giovani, età media 25-30 anni, nel segno dunque di una musica che accomuna e Golson con il suo sassofono tenore ha ricambiato tanto affetto. Da Killer Joe a Whisper Note ad I Remember Clifford, da Five Spot After Dark, brani che insieme a tante altre composizioni hanno contribuito a dare forza alla storia del grande jazz. Tutto secondo un'interpretazione ortodossa, certo, ma che non rinuncia alle sperimentazioni, senza per questo sconfinare nel tecnicalismo e nello sperimentalismo eccessivi. Il jazz di Golson e del suo quartet è questo: qualità, elegante semplicità, ricerca e godibilità. E ieri gli appassionati reggini se ne sono accorti e hanno convintamente applaudito. Tutt'altro genere, ma tantissima gente, ragazzi soprattutto a Cosenza per il concerto di Carl Brave e Franco 126, fenomeno della nuova scena hip hop italiana. Invasioni di ragazzi in piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza per il concerto di Carl Brave e Franco 126, fenomeno della nuova scena hip hop italiana. Il loro album d'esordio, Polaroid, ha conquistato il pubblico con velocità istantanea. Decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d'oro, ha sancito un successo che si è tradotto in veri e propri bagni di folla durante i concerti, e così è stato anche a Cosenza. Ad accompagnarli dal vivo una big band sempre più solida e abile nel vestire i brani dei due fiori cresciuti in mezzo ai Sanpietrini di un sound ancora più denso e grondante groove. Nelle loro canzoni la città eterna esce dalla solita retorica in cui è intrappolata nell'immaginario collettivo e diventa una metropoli contemporanea, cosmopolita, carica di contraddizioni e per questo ancor più poetica. Nel corso della serata i pezzi scritti e prodotti in una mansarda trasteverina e poi pubblicati su YouTube di getto, spinti dall'urgenza di dire e fare, hanno letteralmente ammaliato migliaia di giovani. Carl Brave e Franco 126 sono il volto dei tempi che cambiano, della comunicazione immediata e veloce di immagini lampo della vita di tutti i giorni, piccoli dettagli e situazioni tra le cui trame si annida la magia del quotidiano. E tutto questo viene tradotto in musica. Grattacieli si prendono il cielo della mia città e le stelle sono nei coperti da Tito Diva. Ti ho promesso che questo weekend ti portavo al mare. E adesso il teatro a Villa Rendano con una coppia di attori molto noti in TV. Siamo a Cosenza. A Villa Rendano il terzo appuntamento di Sere d'estate è stato dedicato al teatro, libertà tra musica e parole. Questo è il titolo del recital degli attori romani Francesco Castiglione e Valeria Zazzaretta, volti noti nel cast della fortunata serie televisiva Rai Don Matteo. Sulle musiche originali eseguite dal vivo al pianoforte dal maestro Francesco Perri è stato sviluppato un raffinato omaggio poetico alla cultura italiana del Novecento, attraverso più linguaggi artistici, dalla Grande Guerra all'emigrazione oltreoceano, la povertà di un paese tutto da ricostruire, l'instancabile voglia di cercare il sole attraverso l'amore, l'ironia e i sentimenti. Oggi ho ucciso 3 nemici. Che fatica, che paura. Dovevo uccidere.
Ai numerosi ospiti intervenuti è stata offerta la possibilità di visitare gratuitamente il museo multimediale Consenzia Itinera. E adesso il calcio, dalla Coppa Italia Team al mercato, i ritiri di Cosenza e Crotone in Sila, le novità, mentre continua a Crotone la polemica sul nuovo stadio con altre dichiarazioni da parte del senatore Morra, in questo caso che si scaglia contro l'amministrazione comunale. Ma sentiamo Anna Franchino. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. E non ci lasceremo mai, cantavano Wes e Dorighezzi, così oggi Angelo Corsi e il Cosenza Calcio che hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale. Il capitano rossoblù ha firmato un contratto che lo terrà legato ai lupi fino al 30 giugno 2020. Un altro tassello si aggiunge al puzzle che si sta componendo per allestire il roster competitivo per la prossima stagione, che vedrà il Cosenza dopo 15 anni di nuovo fra le squadre protagoniste della Serie B. Intanto ieri il sorteggio dei calendari della Team Cup, il Cosenza entrerà in scena nella seconda fase della competizione il 5 agosto affrontando la vincente del match tra Trapani e Campo d'Arsego. La preparazione della squadra di Braia è iniziata ufficialmente in quel di San Giovanni in Fiore, la prima intervista ufficiale per Matteo Di Piazza, primo acquisto in ordine di tempo. L'attaccante palermitano, fra i più acclamati dai tifosi nel giorno del raduno, parla della sua voglia di far bene in una categoria che ha conquistato per ben 2 volte nelle ultime 2 stagioni. Matteo Di Piazza farà di tutto per farsi voler bene soprattutto da questa gente, soprattutto metterà l'impegno come ha fatto gli altri anni. Sono più maturo, ho 30 anni ma ho voglia di rivincite e sicuramente ho voglia di dimostrare che in B sono all'altezza. Prosegue anche la preparazione del Crotone a Villaggio Baffa, in attesa di sapere dal Tribunale federale quale sarà la categoria in cui la formazione di Stroppa giocherà la stagione 2018-2019. Amichevoli allenamenti all'ombra della Sila, mentre in Serie C il Rende di Modesto si prepara al primo appuntamento ufficiale domenica 29 luglio nella Coppa Italia Team contro la Viterbese. Crotone che oggi ha strapazzato il Rocca di Neto in amichevole, un test davvero poco probante per i pitagorici. Ma adesso il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Sabato e domenica si toccherà il picco dell'ondata di aria calda di origine africana. Infatti l'avvicinarsi di una saccatura atlantica favorirà la risalita del cuore di aria rovente attualmente stazionante sul Nord Africa. Tale saccatura atlantica in ogni caso tenterà a interessarci a partire da lunedì, quando anche sulla nostra regione si registrerà un calo termico e qualche fenomeno instabile. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica passaggio di nubi medio-alte che comunque lasceranno il campo anche ad ampi spazi di sereno. Temperature in ulteriore rialzo su Crotonese e Catanzarese. Stazionario un lieve calo le massime su quelli tirrenici. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica mari mossi pressoché ovunque. Venti mediamente da ovest deboli sul Tirreno, da sud-ovest moderati su tutto lo Ionio, con l'esclusione della zona a confine tra le province di Cosenza e Crotone, dove i venti saranno deboli di direzione variabile. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna nelle prossime edizioni, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.